Presidente Michele Artedino, oggi un 5-0 che suggella un campionato eccezionale. Abbastanza felici, abbiamo chiuso tutti gli obiettivi, un 5-0 oltre ogni previsione, abbiamo promesso di non regalare niente a nessuno perché per giustamente tenere pulito questo sport, giustamente oggi ci è fatta la propria partita, sembravamo che il campionato stesse iniziando perché sicuramente non avevamo bisogno di questo 5-0, però un 5-0 arrivato e ben voluto da tutta la squadra per dimostrare ancora prepotentemente una netta superiorità in questo campionato. Forse è presto per chiederle se state già pensando alla prossima stagione. Non vorrei parlare del prossimo anno, oggi è per noi una giornata di festa, vogliamo goderci questa grande vittoria con la squadra, con i tifosi e con tutti gli altri che parteciperanno alla festa che seguirà questa partita. Sicuramente c'è un nuovo progetto, un progetto che riprende la mia voglia iniziale di creare un settore giovanile a Nuoro, che è l'unica cosa che può tenere viva la speranza che la nuorese rimanga in queste categorie oppure abbia un futuro in categorie ancora superiori. Sviluppare il settore giovanile. Per fare questo bisogna che noi ci confrontiamo innanzitutto con l'amministrazione comunale e nei prossimi giorni avremo già un incontro per decidere, per poter vedere che soluzioni loro ci prospettano e ci danno, perché noi abbiamo bisogno innanzitutto delle strutture che in questo momento su Nuoro latitano alla grande. Una volta ottenute queste cose sicuramente a me in prima persona mi sono già esposto, vorrei collaborare per portare di nuovo la nuorese in alto, veramente ancora non in eccellenza ma portarla in altre categorie, sicché tornare immediatamente, parliamo già di Serie D, sicché il prossimo anno vogliamo costruire già una squadra forte che lotti per il primato. Ma non tralasciando, come ho già detto, il settore giovanile, perché può essere l'unica cosa che potrebbe dare il futuro a questa società per un cammino a lungo termine, non più a breve termine come è stato fino adesso per la nuorese.